Ed ecco, adesso esce la processione, sono tornato giù e vediamo l'uscita della statua della processione. Uscirà la statua di Sant'Ugo e lassù in cima, speriamo il messaggio sia arrivato, speriamo il messaggio sia arrivato, cominciano a suonare le campane. Eccole qua, il messaggio è arrivato, vai! Ed ecco lo stendardo esce con lo stemma della, penso della città, penso delle associazioni. Ed eccomi ora sull'uscita della chiesa di Santa Maria in Sant'Ugo. Appunto siamo nella piazza Sant'Ugo e adesso vedremo l'uscita della statua del patrono appunto di Sassoferrato. Eccola, ecco la statua che esce dalla chiesa di Santa Maria, ecco il protettore appunto di Sassoferrato, Sant'Ugo, ed ecco che parte anche il suono della banda.
ovviamente lo stemma della città di Sassoferrato. Ecco, la processione è partita, i nostri campanari continuano imperterriti a suonare queste campane, tutte a plenum. Eccole qua, le hanno fermate. E adesso aspettiamo il momento del rientro della statua di Sant'Ugo nella chiesa e poi saranno i saluti finali. La processione. Ale, ecco il nostro amico. Adesso sentirai appena sente le campane. I cani ci sono sempre. Ah, i cani sempre nei video di Campanaro 67. Eccoli qua. Bello, bello. Ehi. Ecco, adesso la processione sta arrivando, si sente anche il suono della banda e tra poco i nostri campanari cominceranno a suonare le campane. Ecco Francesco che tiene buono il cane. Ma non fa niente, non ti preoccupare. Ci siamo abituati a fare video con i cani, quindi è normale. Poi adesso che sente le campane, capirai. Sì, questa la faccio più bene. Infatti come sono le campane la processione è chiesa. Eccole! Ecco che cominciano ad avviare il campanone. Si comincia a intravedere dall'ombra eccole, stanno partendo.
Madonna del Cerro. Madonna del Cerro, prega per noi. L'associazione Avus di Sasso Ferrato, l'associazione Avis di Sasso Ferrato e la statua del patrono Sant'Ugo. Sant'Ugo prega per noi, la locandina del comune. E i nostri campanari suonano ancora le campane. E non è detto che ci sia un'altra suonata quando la processione rientrerà. Aspettiamo. Ed ecco, la processione sta ritornando e rientra in chiesa. E i nostri amici lassù si sono piazzati per fare l'ultima suonata e ovviamente, vedendo l'ombra, stanno avviando di nuovo il campanone. Adesso la ripresa è cambiata. È normale, gli scherzi della diretta. Prima un cane, adesso un bambino che si è giustamente stancato e piange a tutto spiano. Va bene. Eccole qua, che stanno ripartendo le campane. Vediamo l'avvio delle piccole. Eccole, stanno avviando le campanelle.
processione che sta rientrando. Ecco la statua di Sant'Ugo. Con il suono della banda. E va bene, e questa è la classica festa popolare, il rientro della statua di Sant'Ugo, patrono della cittadina di Sassoferrato. Eccolo qua, Sant'Ugo prega per noi. Bene, almeno una preghiera diciamola, soprattutto per la bella riuscita di questa festa. Un grazie di cuore al comitato, a tutti che ci hanno permesso anche di fare questa ripresa, e ai nostri campanari che hanno suonato opla, le nostre belle campane decisamente rimesse in sicurezza e tornate al loro splendore. Ed ecco gli ultimi rintocchi di questa ultima suonata. In occasione hanno suonato anche la terza. Un grazie di cuore a tutti i nostri amici lassù sulla cella campanaria. Non c'era Gerardo questa sera, ma un saluto carissimo a, se ricordo bene i nomi, Sandro, Vezio, Daniele e Sandro, Vezio, Daniele e va bene, pazienza, chiedo scusa per chi non ho ricordato. E adesso il traffico ovviamente qui sotto è stato riaperto, perciò passa di tutto e di più. Bene ragazzi, un caro saluto da Campanaro 67, dalla chiesa di Santa Maria in Sant'Ugo, praticamente qui a Sassoferrato, da cui questa sera io vi do un carissimo arrivederci ai prossimi video. Ciao a tutti!